Visite guidate a ville, dimore storiche ed edifici religiosi, alcuni dei quali aperti al pubblico solo in questa occasione. Ma non solo, la novità di quest'anno sarà il coinvolgimento dei visitatori in eventi esperienziali in 7 ville, progettati in collaborazione con le realtà produttive, commerciali e artigianali locali. La gestione associata a Noi Cultura e Turismo, con il comune di Manzano come capofila, annuncia così l'edizione 2024 di Ville e Chiese Aperte, manifestazione in programma per domenica 20 ottobre per ogni anno da quasi 20 anni, anima di 7 comuni, oltre a Manzano anche Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariaco e San Giovanni a Natisone. E quest'anno si arricchisce dalla collaborazione con il distretto del commercio del Friuli Orientale, capofila il comune di Pavia di Udine, che ha permesso di creare un format innovativo in grado di mettere in rete cultura, storia, turismo ed economia dell'area. Il primo riguarda la moda, cioè la bellezza, nel senso che faremo una sfilata di abiti invernali prodotti in loco, ma anche diciamo delle prove di trucco e parrucco, si diceva una volta. Un altro tema ancora più ampio è quello della gastronomia, e lì c'è il senso del piacere. Avremo 3 chef donne che faranno dei piatti inaspettati e un prodotto che si chiama tiramisù flambé che verrà costruito con l'amaro nonino che è guarda caso proprio del comune di Pavia di Udine.